Eccoci insieme telespettatori carissimi, siamo ritornati in diretta e un tema interessante quello di quest'oggi, da un lato legato alla triste realtà che affrontiamo, una realtà fatta di un'economia che continua a precipitare, di un PIL che non si riprende e di prospettive sempre più in là nel tempo, e dall'altro di possibili soluzioni. Noi abbiamo interpellato degli opinionisti, degli esperti, delle figure tra virgolette politiche che stanno propugnando delle soluzioni che potrebbero in qualche modo toglierci da questo inghippo, perlomeno potrebbero farlo con una certa realtà del nostro paese, con la Regione Veneto, o questo può essere sensibile ad altre regioni. Adesso lo vedremo insieme. Parliamo infatti delle opportunità, da un lato di un'indipendenza della regione, a che punto siamo, tantissimi di voi più volte ne hanno sentito parlare, dall'altro di un federalismo, come un federalismo vero, attuato concretamente può portare a delle vie d'uscita, e anche qui sono stati condotti degli studi molto approfonditi al riguardo, oppure altre situazioni, altre soluzioni di fattibilità ci possono essere. In questa situazione sembra non esserci per il momento una via d'uscita, una strada certa. Teniamo conto poi delle recenti indagini che sono state fatte, che sono state condotte sui veneti in modo particolare, recentissime perché risalgono alle pubblicazioni del Gazzettino dell'Osservatorio Nord-Est dell'11 di giugno, e c'è una grandissimo sconforto, una diffidenza totale di 7 veneti su 10 sul fatto che lo Stato possa portare delle soluzioni e che lo Stato dia qualcosa alla regione del Veneto. Quindi c'è un malumore, un malessere, per non dire una fortissima rabbia, poca propensione a crederci e una forte invece condizionamento verso una maggior autonomia o comunque una forma di liberazione da questo Stato centrale. Queste indagini sono state condotte a vari livelli, ci sono state poi delle osservazioni anche interessanti da parte di noti costituzionalisti che dicono che il continuare a fare determinate politiche di sostentamento di alcune regioni a discapito delle altre può provocare soltanto maggiori danni, non solo in termini di PIL ma anche in termini di credibilità dello Stato centrale e della politica. Nel frattempo, sempre per quel che riguarda la Regione Veneto, sono usciti dei dati di cui avremo delle affermazioni molto concrete prestissimo dai nostri ospiti di Unioncamere del Veneto, dove si dice che la crisi ha sottratto alla nostra regione 23 miliardi di euro di PIL. Nel 2013 la flessione è proseguita con un meno 1,2%. Le conseguenze di un eventuale aumento dell'aliquota IVA potrebbero essere disastrose, quindi molto molto preoccupanti, ma tanti altri dati li commenteremo insieme. Vediamo subito i protagonisti del nostro appuntamento odierno. Alla mia sinistra Gianluca Panto, Indipendenza Veneta, imprenditore, ben ritornato qui con noi. Quindi persona che molto concretamente deve affrontare ogni giorno la dura realtà, viene dal settore dell'edilizia, per cui chi peggio di lui può conoscerla, purtroppo. Abbiamo poi accanto a appunto Gianluca Panto, Gianangelo Bellati, direttore generale di Unioncamere del Veneto. Grazie. Buonasera. Anche a lei. Cominciare un po' dall'analisi che voi avete effettuato, quindi con scientificità, perché non ci resta che abbandonarci ai dati scientifici per poi andare a sviluppare le possibili soluzioni che ci presenterete, che vediamo che possono essere, a che punto siamo anche degli step, perché da una parte abbiamo verso l'indipendenza, dall'altra verso il nulla, verso quello che è, perché non si riesce bene a capire. Prego Gianangelo, e dopo anche Roberto, sì, che potrebbe integrare naturalmente. Beh sì, ovviamente noi come rappresentanza del sistema camerale del mondo delle imprese siamo qui per dare un contributo di carattere sicuramente tecnico che potrà essere dopo valutato assieme. Diamo, come si usa dire, dei numeri che però corrispondono a delle realtà, corrispondono a dati certificati che sono in questo caso non controvertibili, quindi sono dei dati sui quali possiamo discutere, ma la veridicità di questi dati ovviamente è al 100%. Abbiamo prodotto anche, affinché il pubblico e gli ascoltatori possano meglio capire di che cosa parliamo, alcune diapositive, possiamo anche vedere la prima. Oggi abbiamo avuto appunto questa nostra giornata dell'economia che le Camere di Commercio... Quindi proprio odierno, quest'oggi, siamo freschi. Stamattina in Camera di Commercio di Venezia andiamo a turno nelle varie Camere di Commercio della provincia, c'era la presentazione dello stato dell'economia che le Camere di Commercio offrono appunto soprattutto ai decisori politici ma anche alle imprese, perché poi premiamo le imprese che hanno avuto
avuto dei risultati migliori e che tirano su un po' d'animo e incoraggiano per il futuro. Ecco, vedete, l'economia mondiale ha 3 velocità. Qui quando noi parliamo di crisi dobbiamo ricordare un aspetto, che la crisi è una crisi che non è che colpisca tutti allo stesso modo, perché come vedete noi abbiamo delle aree, non solo la Cina, l'India, ma anche altre aree e all'interno dell'Europa, stesse aree dell'Europa, che in realtà non è che stiano soffrendo molto la crisi, sono in fase di notevole crescita. Colpisce invece la situazione che è molto molto negativa appunto dell'Italia. Certo l'area euro non è fra le migliori, sappiamo che una parte dell'area euro sta funzionando molto male, una parte sta funzionando bene, quello che in questo momento però non interessa è vedere la situazione quindi di decrescita del nostro PIL, della nostra ricchezza, della nostra produttività, che è molto forte perché abbiamo previsto per quest'anno un meno 2,4. Allora vorrei solo ricordare che fino ad alcuni mesi fa e l'anno scorso molti anche a livello top del nostro governo dicevano, e in tanti altri casi negli anni passati hanno detto, che si vedeva sempre questa famosa luce in fondo al tunnel, no? Questo è lo si sente ripetere. Ecco, i nostri studi dal 2006 al 2007, basta andare a rivedere tutti, non hanno mai dato queste, diciamo, illusioni. Abbiamo voluto essere il più possibile vicini alla realtà. Sappiamo che non dobbiamo esagerare con i numeri negativi perché si può creare anche una situazione di notevole pessimismo, però bisogna essere realisti, guardare in faccia la realtà. La realtà è questa, abbiamo anche dopo altre slide da far vedere, non voglio portare via, però guardiamo per esempio uno degli aspetti fondamentali che sono i consumi, perché la slide numero 2, i consumi sono una delle cause fondamentali di questa caduta del PIL. I consumi nascono, la loro riduzione, vedete qui qual è la situazione con riferimento poi in particolare al 2012-2013, le previsioni per il 2014 sono previsioni che sono ancora negative, ahimè potrebbero peggiorare, potrebbero forse anche migliorare, sicuramente però se non cambia qualcosa a livello, come diceva il Presidente nazionale di Confcommercio, delle tasse. E qui andiamo sull'aspetto fondamentale delle tasse. Le cose non funzionano. Per ridurre le tasse però bisogna ridurre la spesa pubblica. Ad oggi, fino ad oggi, vari governi che si sono seguiti hanno preferito aumentare le tasse rispetto invece che a ridurre la spesa pubblica, la quale, se noi guardiamo i dati di debito pubblico, non sta diminuendo, ovvero sia nell'ultimo periodo di tempo c'è un certo assestamento. Allora la scommessa ci dobbiamo domandare qual è? È quella di caricare il peso di una crisi sulle imprese o sull'amministrazione pubblica? La politica di lungo periodo è quella di dire salviamo il sistema pubblico e quindi manteniamo in piedi questa macchina enorme che è lo Stato, oppure lo riduciamo in modo tale che le imprese possano sopravvivere? Dal punto di vista di un'ottica di lungo periodo noi pensiamo che sono le imprese la strada per poter creare posti di lavoro, per poter creare competitività, per poter dare slancio all'economia e per superare questa fase. Le tasse invece che continuano ad aumentare, parleremo anche degli effetti dell'IVA, hanno un effetto devastante e vanno quindi a ridurre la possibilità delle nostre imprese di crescere, le dobbiamo chiudere. Guardiamo soltanto, e poi mi fermo per questo momento, la slide numero 5, guardate i dati impressionanti della chiusura delle imprese, abbiamo un saldo negativo, la slide numero 5, abbiamo un saldo, guardate come stanno scendendo appunto le imprese divise per attività manifatturiere, costruzioni, commercio e altre attività. Noi arriveremo a fine anno, se continua così, ad avere un saldo negativo di più di 30.000 imprese, quindi stiamo arrivando al record del 10% di chiusura delle imprese attive presenti nella nostra regione. Questi sono dati che non è che interessino solo il Veneto, perché poi ci sono in Lombardia, ci sono in Emilia-Romagna, che sono le regioni più produttive. E allora noi dobbiamo capire in Italia, siamo in Italia, che se vogliamo salvare l'Italia non possiamo prescindere dal creare condizioni di competitività nelle regioni che sono quelle locomotrici, che sono appunto Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, e questo vuol dire ridurre l'imposizione fiscale, tagliare la spesa pubblica. Quale spesa pubblica? Ne parleremo magari dopo. Infatti la vediamo.
Gianluca Panto, cosa ne dice alla luce di questi recentissimi dati rielaborati che emergono, che ci hanno presentato? Abbiamo sentito dei dati un po' macroeconomici, abbiamo visto delle indicazioni che noi conosciamo da anni, noi stessi come movimento già abbiamo evidenziato questa situazione economica fin dal 2006-2007, quando abbiamo iniziato la nostra attività nell'indipendentismo, e in una maniera un po' lungimirante avevamo anche previsto quello che sarebbe successo. Sono d'accordo col mio interlocutore che la situazione sia questa e in un certo senso sfonda una porta aperta. Quello che noi ci siamo posti dal punto di vista politico, essendo il nostro anche un movimento politico, e io un imprenditore in cui sono sceso in campo all'interno della politica, e quali siano le strade percorribili per riuscire a modificare quello che sta succedendo. Noi abbiamo la certezza, come dire, dogmatica che non ci sia praticamente quasi nessuna possibilità per i cittadini del Veneto di incidere su un processo economico che prevede per esempio lo smantellamento della spesa pubblica attraverso una diminuzione di quello che è la struttura della pubblica amministrazione dello Stato, per un motivo sostanzialmente numerico. Noi siamo l'8% della popolazione, non abbiamo nessun tipo di maggioranza all'interno del Parlamento italiano, che è ben presidiato dai rappresentanti politici elettivi di altre regioni che hanno esattamente come dire, l'obiettivo opposto del nostro. Quindi ci abbiamo provato per 20 anni attraverso tutta una serie di azioni portate avanti da movimenti federalisti che conosciamo bene, la Lega Nord. Anche altri partiti italiani si sono impegnati nel nostro territorio all'interno del Veneto, della Lombardia, pur essendo emanazione dello Stato italiano, verso politiche che in qualche maniera potessero abbracciare il federalismo, potessero abbracciare una serie di politiche diverse che poi alla fine avrebbero favorito quello che è il nostro tessuto socio-economico basato sull'impresa. Questo non è successo, non può succedere perché noi non abbiamo minimamente la maggioranza all'interno di questa situazione qua, e quindi abbiamo a un certo momento deciso di puntare in maniera diretta verso l'opzione indipendentista, che se vogliamo è un'opzione che sta prendendo piede non solo in Italia, non solo nel Veneto, ma anche in altre regioni della stessa Europa. Pensiamo alla Spagna, pensiamo al Regno Unito, pensiamo al Belgio, pensiamo alla stessa Francia, dove nessuno lo sa, ma stanno nascendo dei forti movimenti indipendentisti nel sud della Francia, gli occitani. In Bretagna c'è già un movimento indipendentista che viaggia intorno al 4-5%. È un processo che storicamente ha interessato l'Europa orientale nei 20-30 anni precedenti, che in questa fase della storia si sta spostando in maniera sempre più vorticosa in direzione dell'Europa occidentale, sia per motivi strutturali, nel senso che qualcuno ha dei motivi etnici da rivendicare, come possono essere per esempio i baschi e i catalani, noi veneti che questo come dire, riconoscimento veneto lo abbiamo sentito un po' stemperato nel corso degli anni, perché ci siamo parzialmente integrati all'interno della Repubblica Italiana, nonostante ancora riconosciamo le nostre tradizioni, la nostra lingua più di altri popoli presenti nella penisola, ma più che altro sentiamo questa disuniformità dal punto di vista sociale del tessuto socio-economico, che soffre per essere all'interno di un contenitore che non riesce a mettere una marcia adatta a quella che potrebbe essere la nostra velocità e che noi dobbiamo avere per essere competitivi con gli altri paesi europei a livello globale. nel mondo. Io adesso sto anche vedendo, tra l'altro c'è anche un articolo proprio di quest'oggi sul Corriere del Veneto, quindi di martedì, che dice che bisogna stemperare il discorso dell'indipendenza, si punterebbe piuttosto verso una forma di autonomia, perché anche la Catalogna sta sbattendo, diciamo così, il naso contro la formula dell'unità comunque dello Stato, e non le stanno concedendo questa autonomia, quindi anche vedremo tra autonomia e indipendenza che variabili ci sono. L'altra slide che noi vediamo invece tocca un altro tema, il tema della disparità della spesa pubblica a livello regionale nel nostro paese. Noi abbiamo delle regioni, come potete vedere, in cui la spesa pubblica rispetto al prodotto interno generato
arriva al record del quasi 65% in Calabria e ci troviamo col Veneto e la Lombardia che hanno diciamo, dei risultati che sono migliori addirittura di quelli della Germania. Con questo non si vuole dire qua dobbiamo cambiare tutto il mondo, però dobbiamo tenere conto che se nelle regioni come la Calabria, la Sicilia c'è troppa spesa pubblica, vuol dire che abbiamo troppi dipendenti pubblici, ne abbiamo tantissimi e questo è uno svantaggio soprattutto per quei cittadini che vivono in quelle regioni, perché sono loro poi dopo alla fine che perdono anche diciamo, lo stimolo a fare impresa, a fare attività produttiva. Sono e quindi, voti, si tengono solo come voti esatto, e si pagano ma per perché tali. questo? Perché se noi guardiamo la mappa del dare e avere, che è la slide numero 12, perché loro hanno tanti funzionari pubblici? Perché la spesa pubblica è stata fatta male, è stata utilizzata male. Vediamo qui che per esempio solo il Veneto ogni anno deve mandare circa 20 miliardi di euro al resto d'Italia, circa un terzo delle tasse che sono pagate sul territorio. Insieme con le altre aree blu arriviamo a circa 100 miliardi di euro che vanno verso le aree, quelle rosse, quelle marroni, le quali alla fine uno potrebbe dire ma che grande fortuna che hanno, perché ricevono questa massa enorme di denaro. Ebbene non è alla fine una fortuna, perché peggio di un bombardamento, quando tu mandi troppi denari, e stiamo parlando di cifre pazzesche, 100 miliardi di euro l'anno, alla fine ti trovi invaso da questa marea di denaro, fai troppa spesa di funzionamento, prendi troppi dipendenti pubblici, mandi completamente in rovina la tua regione, il tuo territorio, non hai capannoni, non hai le imprese e alla fine hai il doppio risultato che l'Italia del Nord chiude, le imprese chiudono e fra poco non sarà più locomotiva se va avanti così e le aree del Sud si troveranno con un territorio a loro volta senza imprese. Questa è la politica nazionale che abbiamo avuto fino adesso, quindi è una politica che porta al suicidio economico del Paese. Chiarissimo. E vorrei sottolineare queste ultime parole. Adesso sentiamo cosa ne pensa. Assolutamente. Sono d'accordo anch'io, per dare una risposta al telespettatore, io non credo che sia stato l'euro la causa di questa crisi. L'euro è nato per favorire anche le imprese, se vogliamo, no? Il libero scambio di uomini, mezzi, capitali all'interno dell'Europa, in un mercato unico per favorire i commerci, la compravendita di beni e servizi. Questo è stato un grande vantaggio, non è certo colpa dell'euro se è arrivata questa crisi. Ed è giusto sottolineare il fatto che dare la colpa all'euro ci distoglie da quello che è il problema principale. Poi sono sorpreso favorevolmente del fatto che sia stato fatto notare per l'ennesima volta che il Veneto ha un residuo fiscale di 20 miliardi all'anno di tasse, che è un po' il cavallo di battaglia del nostro movimento Indipendenza Veneta. Significa 4.000 euro all'anno per ogni cittadino del nostro territorio, non solo cittadini del Veneto, ma probabilmente anche i cittadini della Lombardia, dell'Emilia Romagna, siamo su questi valori qua intorno ai 3-4 mila euro all'anno, dai neonati fino agli anziani, passando per tutte quante le persone che abitano questi territori. Penso che uno squilibrio sia esageratamente alto. Per quanto riguarda il fatto che l'assistenzialismo frena lo sviluppo economico delle regioni del sud, questo è verissimo. L'abbiamo visto finire, per esempio, e questo è come dire, un caso che può essere mutuato, l'abbiamo visto finire allora quando la Cechia e la Slovacchia si sono separate. Sappiamo che era uno Stato comunista, basato sostanzialmente su un sistema dove le persone lavoravano prevalentemente all'interno dello Stato, soprattutto nella parte più povera che è la Slovacchia. Nel momento in cui si sono divise abbiamo visto che la Cechia ha iniziato a crescere molto di più, ma quello che è stato sorprendente è la Slovacchia, che aveva un livello dell'economia estremamente più basso, è cresciuta al doppio della Repubblica Ceca fino ad arrivare al punto di raggiungerla. Quindi questo è un esempio di come raggiungere uno Stato di dimensioni più piccole, perché poi lo scopo dell'indipendentismo non è solo quello di staccarci da una situazione di crisi, è anche quello di portare avanti un po' quello che è il pensiero liberale, del liberalismo in senso anglosassone, che in un certo senso odia lo Stato, quello Stato che considera le persone come dei sudditi o
nella migliore delle comunque ipotesi però, ma dei si verrebbe cittadini comunque a e creare non uno degli Stato, individui. però si viene a creare uno Stato più piccolo, pur Certo, sempre uno Stato molto più attenzione. piccolo dove i cittadini, come succede nella Svizzera, possono controllare molto meglio il suo funzionamento, quindi la spesa pubblica, produttiva e improduttiva, possono riuscire a creare un federalismo. Noi siamo federalisti, però il federalismo lo vogliamo naturalmente per il Veneto, pensando alle province come dei cantoni, con la possibilità per ogni provincia... Quindi piccolo e bello, insomma. Di portare avanti anche una politica fiscale propria, perché fare federalismo significa per esempio che la provincia di Padova mette l'IVA al 15% e fa concorrenza alla provincia di Treviso che magari ha l'IVA al 17%, così vediamo tutti i trevigiani vediamo dopo questi aspetti. sabato e domenica che vengono a comprare nei centri commerciali di vediamo Padova. Se questo poi è possibile realizzabile. Questo è il vero federalismo, come d'altro canto succede negli Stati Uniti, perché sappiamo che per esempio nel Delaware, che non ha risorse, materie prime, non ha industrie come gli altri stati confinanti degli Stati Uniti, ha messo l'IVA allo 0% per favorire la propria economia. Per cui dopo, quando c'è il vero federalismo all'interno di realtà di un certo tipo, nasce anche tra i territori la cosiddetta concorrenza fiscale al ribasso. Perfetto. Con tutto beneficio per l'economia e per i cittadini. Proprio per riuscire a far comprendere anche meglio certi passaggi ai nostri telespettatori. Ma vi siete mai chiesti perché c'è, e mi rifaccio alla telefonata di prima del nostro telespettatore, che un po' rappresenta anche una fascia, c'è paura? Perché io le ho fatto la domanda apposta, un po' così, certo una domanda brutale, implica una riflessione, però magari tutte queste considerazioni possono aiutare chi ci ascolta a fare delle riflessioni, ovvio. Il nostro telespettatore però ha manifestato palesemente dei dubbi, ha detto no, preferisco lo stato attuale, utopisticamente ridotto all'osso come struttura, eccetera, però non mi arrischio, quindi ho paura di finire in uno stato più piccolino. Questa paura altre volte, quando ne abbiamo parlato, è stata appalesata. Vi siete mai chiesti perché? Sì, ce lo siamo chiesti ed è stato soprattutto dovuto a due motivi. Primo, un problema di comunicazione. Secondo, il fatto che c'erano degli interessi politici di confinare l'indipendentismo all'interno di un pacchianesimo nostalgico un po' ridicolo. Questo fatto è stato smontato allorquando il nostro movimento ha creato, come dire, una retorica comune di grande impatto e di grande spessore, anche per merito del fatto che abbiamo avuto all'interno e abbiamo ancora all'interno del nostro movimento dei grandi pensatori, dei grandi intellettuali, quindi creando una retorica pubblica che spiega che l'indipendentismo non è qualcosa di pericoloso ma qualcosa di buono. La situazione è cambiata. Per verificare questo fatto abbiamo fatto dei sondaggi politici commissionati dagli istituti di ricerca anche fuori del Veneto, perché in questo caso è stato un istituto di ricerca di Bergamo che ha fatto due indagini, una a gennaio del 2012 e una a dicembre del 2012, dove abbiamo visto che nella prima già il 51-52% dei cittadini del Veneto era favorevole all'indipendenza e a fine anno del 2012 questo dato è andato ancora più su, tanto che perfino la provincia di Venezia, che è notoriamente schierata a sinistra, ha allo stato attuale superato il 50% e non c'è in tutta Europa un territorio più indipendentista di quanto lo sia il Veneto in questo momento, perché per esempio in Scozia, dove si terrà il referendum per l'indipendenza già fissato nel 2014, attualmente le percentuali degli indipendentisti oscillano tra il 30 e il 35%. Cioè il blocco Quindi è praticamente indipendente i veneti pubblico. hanno superato la paura era un problema del passato, di 2 o 3 anni fa, non è un problema attuale, perché la paura adesso è la paura della crisi economica, quindi l'indipendentismo e l'indipendenza sono una speranza e non più una paura, e i dati dei sondaggi ce lo confermano, quindi è un fatto archiviato, quindi guardiamo avanti con fiducia all'indipendenza. Faccio la domanda però la risposta dopo la pubblicità, perché dobbiamo andare in pubblicità. La paura può essere legata, e c'è la paura secondo Gianangelo Bellati, i suoi dati eccetera, soprattutto a persone che magari sono dipendenti pubblici, di strutture pubbliche, quando lo Stato, parastato eccetera, che vedrebbero in qualche modo compromessa la loro posizione, o c'è anche da parte delle imprese e dei liberi professionisti, delle partite IVA? Anzitutto la domanda era stata fatta, era quella su questa idea, diciamo, del Movimento Indipendenza Veneto della concorrenza fiscale fra vari sistemi pubblici,
Ebbene, è interessante questa cosa perché se noi guardiamo il paese che meglio reagisce alla crisi in Europa e che la sente di meno, è proprio la Svizzera, dove nella Svizzera c'è una concorrenza fiscale addirittura fra comuni, ed è qualcosa che io ritengo positivo perché rappresentando il mondo delle imprese dove la concorrenza è normale, io non vedo perché anche nel sistema pubblico non debba esserci una certa concorrenza fra i vari blocchi che ci sono nel nostro sistema. La seconda cosa che mi piace sottolineare, sì, questo è il libro che noi appunto abbiamo voluto scrivere per cercare di promuovere quest'idea di federalismo, di autonomia, di responsabilità, che vuol dire anche democrazia, perché il federalismo vuol dire fra l'altro avvicinare le decisioni al cittadino, un controllo maggiore della macchina pubblica. Quindi rientra che mi sembra... quello che diceva Panto prima, insomma uno Stato più leggero e più... Ma l'altra cosa che volevamo dire, noi appunto abbiamo queste esperienze delle Camere di Commercio che sono un sistema federale, no? E la cosa poi anche molto bella, credo che il dottor Crosta la possa confermare, è che tutte queste che noi vediamo in altri ambiti, in altri enti, eccetera, questi antagonismi che ci possono essere fra regioni, est, ovest, nord, sud, da noi io sinceramente non li vedo, perché avendo noi questa autonomia e nello stesso tempo un fondo perequativo per darsi una mano anche all'interno del Veneto, noi abbiamo 2 province che hanno bisogno di più di altre, quindi siamo in una situazione diciamo di grande solidarietà, ma questo non implica il fatto che ognuno abbia una sua certa forma di autonomia che è forte nel sistema camerale, e questo fa sì che alla fine ci vogliamo tutti più bene, no? Perché il federalismo vorrebbe dire proprio unire delle entità che hanno una loro autonomia, che vuol dire essere responsabili dei loro compiti e dei loro ruoli. La mancanza di responsabilità, lo dico anche per il sistema burocratico, che è, a parer mio, più della politica, il vero male in questo momento del nostro paese, soprattutto la burocrazia a livello statale centrale romano, non che c'entri i romani poverini, che forse sono vittime anche loro, ma proprio i funzionari lontani dalla realtà di tutti i giorni, sono quelli che fanno più danni, secondo il mio parere, al paese, proprio perché sono lontani dalla realtà. Dovrebbero trasferire le competenze, dovremmo noi prendercele, ecco che su questo io spero anche che ci sia una forte presa diversa, esatto. Sì, una forte presa di posizione della nostra regione, perché noi aspettiamo anche che la nostra regione dica la sua su questo tema. E vorrei poi anche dire per un'altra cosa, c'era un dato sbagliato del simpatico telespettatore che ha fatto l'intervento con notevoli anche complimenti a chi è presente. Ecco, lui parlava che il debito pubblico è aumentato con la nascita delle regioni. Lo tranquillizzo, non è così. Le regioni nascono nel 71. Che cosa succede per far nascere il debito pubblico? Appunto, negli anni 70 è successo che si è fatto l'accentramento fiscale. Qualcuno a livello romano ha ben pensato che in cambio della nascita delle regioni, previste d'altra parte dalla Costituzione, in cambio, chissà perché poi in cambio, tutte le tasse dovessero confluire a Roma. In quel momento si è deresponsabilizzato qualsiasi ente nel nostro paese. Certo. In quel momento il sindaco, come il caso, doveva andare a chiedere i soldi a Roma, non era responsabile lui di quello che prendeva dai cittadini, rispondeva ai suoi cittadini di quello che faceva con i loro soldi. Doveva andare a Roma a chiedere quasi la carità, e chi era più bravo a chiedere la carità più riusciva ad ottenere soldi. Questo sistema ha deresponsabilizzato tutto, ed ecco perché l'accentramento fiscale ci ha portato già a metà fine anni, con le riforme Visentini, decreti Stammati, ci ha portato già a fine anni 70 a quella irresponsabilità assoluta che ha portato al debito pubblico, che non c'era praticamente il debito pubblico, è nato grazie all'accentramento fiscale. Ecco, io chiedo solo una cosa, quello che volevo chiedere anche prima, ma secondo lei questi timori di passare a una forma, a parte vabbè che lo Stato centrale difficilmente concederà una forma di autonomia e di indipendenza, e poi andiamo anche a quello a cui siamo arrivati allo stato attuale, per cui ci sarà un responso, se non sbaglio, il 27 giugno sulla possibilità, cioè la Regione ha chiesto recentemente un secondo parere giuridico agli uffici legali del Consiglio regionale, il parere è stato negativo, ma è stato riunito un consiglio di saggi per trovare una nuova via alternativa alle consultazioni. I saggi si esprimeranno il 27 giugno e si parla eventualmente di una consultazione popolare sull'indipendenza, perché il referendum consultivo istituzionale può incorrere in seri problemi di essere bloccato. Ma detto questo, non è che l'apparato dei dipendenti pubblici e quindi insegnanti, dipendenti dello Stato, delle province, della regione, dei comuni, eccetera,
i bidelli, aveva fatto l'esempio il nostro telespettatore e quant'altro, vedano compromessa la loro posizione occupazionale in un discorso di cambiamento di questo genere? Ma io sento molti dipendenti pubblici... Cioè potrebbe succedere questo o no? Dunque, allora, i dipendenti pubblici secondo me in questo momento fanno l'errore a livello locale di non pensare più di tanto a questo tema. I dipendenti pubblici dovrebbero reagire secondo i loro sistemi, con i loro sistemi assolutamente burocratici, democratici, a questa, diciamo, attacco all'arma bianca che c'è in questo momento da parte del livello centrale, da cioè parte dello la sanità Stato. si reggerebbe? Non pensiamo che sia stato il governo, che siano stati i politici a creare questo accentramento di questi 2 ultimi anni, sono stati tutte operazioni fatte a livello burocratico centrale. Ora, se i dipendenti domani dovessero avere, diciamo, dei problemi, a parer mio, è che potrebbero averli perché questo accentramento alla fine andrà a toccare, e lo sta già facendo, attenzione, stipendi e domani posti di lavoro degli enti periferici, degli enti regionali. Quindi questo sarà sicuramente uno dei grimaldelli per cui finalmente auspico che anche i nostri colleghi di altre burocrazie si sveglino un pochino, perché come lo devono fare, ahimè, sicuramente le imprese, perché vediamo in che stato versano, questo dovrà toccare sicuramente anche. Cito però un altro caso, che la slide numero 13 la vorrei far vedere solo un attimino, perché quando noi parliamo di burocrazia insisto sempre sulle differenziazioni a livello regionale. Giustamente i nostri cittadini, che hanno molto senso pubblico, civico, chiedono sempre più servizi da parte del nostro sistema pubblico. Però io vorrei dire che se l'Italia assomigliasse al Veneto come pubblica amministrazione, noi avremo un risparmio secco di circa 30 miliardi di euro. Vediamo la 13, la slide se numero riusciamo 13 a ci fa vedere questo dato, perché noi prendiamo 3 parametri: il numero di dipendenti ogni 1000 abitanti, gli stipendi medi, che vuol dire che abbiamo meno dirigenti degli altri, non abbiamo certo un dirigente ogni 3 dipendenti come in alcune regioni, e i costi fissi. Ecco, avremmo una riduzione nel paese di un certo numero di dipendenti che potrebbero andare anche in pensione anticipata, costerebbero meno e soprattutto farebbero meno danni, perché il numero eccessivo di dipendenti pubblici è una delle cause anche della complicazione amministrativa. Ecco, vediamo se dalla regia riescono a trovare la slide numero 13, a mettercela in onda, che forse devono un po' organizzare le varie slide, perché andiamo alla 13, quindi vediamo se riusciamo a... In certi casi, senza guardare anche i casi della Svizzera e della Germania, abbiamo degli esempi ottimi anche all'interno del nostro sistema Italia, basterebbe fare un confronto fra le migliori esperienze. Ma quindi è fattibile questa cosa realisticamente? Perché io mi metto dalla parte di chi è titubante, di chi ci crede e non ci crede, e eccola qua, intanto la vediamo, dovrebbe essere questa. Ma le cose sono fattibili se c'è la volontà. Se però la volontà non c'è e se a livello centrale si vuole andare avanti nella salvaguardia della pubblica amministrazione solo a livello centrale, di evitare in tutti i modi, a tutti i costi, tagli della spesa pubblica, e se i politici non riescono in qualche maniera a controllare i burocrati a livello centrale quando vanno a Roma, e non riescono a controllarli, questo siamo sicuri. Non so, perché non vedo che ci siano grandi effetti sulla macchina burocratica a livello centrale. È ovvio che queste cose non si potranno attuare. Se invece c'è la volontà di farlo tutti assieme, si diceva poco fa, anche il collega parlava del fatto che dobbiamo cercare di superare certi steccati ideologici, di lavorare tutti assieme, in questo caso le forze politiche tutte assieme unite, allora ce la si può fare. Certo. Pantoro, chiedo una cosa, siamo arrivati al punto, come dicevo, consultazione popolare. Siete contenti, non siete contenti? Cosa vuol dire? Siamo un vicolo cieco? No, sfattiamo un mito. Innanzitutto l'indipendenza è una cosa veloce e rapida da ottenere. Non dobbiamo pensare che bisogna lavorare 20 anni attorno al tema del federalismo, non bisogna pensare aspettiamo le elezioni del 2015 per prendere il 30% dei voti e poi cerchiamo di fare tanti sindaci dei comuni. No. Noi ci siamo fondati nel maggio dell'anno scorso. Sappiamo benissimo che con il consenso popolare si possono fare le proposte di legge. Abbiamo fatto una grande manifestazione a Venezia in cui abbiamo portato migliaia di persone, abbiamo attraversato la città, abbiamo fatto una raccolta firme e alla fine abbiamo fatto approvare una risoluzione che è stata approvata a larga maggioranza in Regione, che riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli. Fatto questo, per fare il referendum
abbiamo chiesto, e adesso cosa serve per fare il referendum? Serve una legge, perfetto, abbiamo preso 2 avvocati, in una settimana l'abbiamo scritta, una settimana, 2 o 3 notti, noi non è che ci mettiamo tanto, noi siamo pensiero ed azione, non burocrazia che ci mette 20 anni a fare una cosa. Abbiamo scritto la legge, l'abbiamo portata in regione, gliel'abbiamo data, c'è il quesito, vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no, questo è il quesito. Abbiamo messo anche la data in cui dovrebbe essere fatto questo referendum, che è il 6 ottobre del 2013, passata l'estate, potrebbe essere slittato di qualche mese. Abbiamo trovato 1/4 dei consiglieri regionali che ce l'hanno sottoscritta, più di 1/4, 18, quindi adesso per statuto della Regione Veneto, perché è scritto per legge per statuto, devono convocare un consiglio regionale straordinario dove i consiglieri, tutti 60, si riuniscono e votano sì o no a questa legge. Se passa il referendum si fa, punto. C'è una commissione dei saggi, non ci interessa, la commissione dei saggi esprime un parere totalmente indicativo su quello che vogliono fare. Però il Presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Rufato, dice che il Consiglio regionale non andrà contro la Costituzione, aspettiamo il parere dei saggi, quindi come se fosse un parere vincolante. E lo stesso dice il governatore Luca Zaia, il referendum sull'indipendenza del Veneto si fa solo se è legale. Parliamoci chiaro, ci sono dei principi naturali che sono riconosciuti da tutti gli stati del mondo, ok? Tra cui l'Italia attraverso il patto di New York che ha sottoscritto e ha ratificato con una legge propria. L'Italia fa parte delle Nazioni Unite, tra questi diritti naturali c'è quello che ogni popolo ha il diritto di autogovernarsi come meglio ritiene, ma pensate un po' che perfino la Repubblica Italiana, che ha una Costituzione emanata nel 1948, è il risultato di uno Stato precedente, che era una monarchia, okay, che si basava sullo Statuto albertino, emanato e scritto nel 1848, esattamente 100 anni prima, dove c'era scritto l'articolo 1, questo è perpetuo e durerà per l'eternità e non si potrà mai cambiare. Perfetto, la Repubblica Italiana 2 anni prima, 1 anno prima, ha fatto un referendum, vuoi diventare una repubblica? Sì, perfetto. Lo Statuto albertino è stato ignorato, hanno fatto la Costituente, è nata la Costituente della Repubblica Italiana. I cittadini del Veneto voteranno, sì o no, e la Costituzione per i cittadini del Veneto non sarà più valida, verrà fatta la Costituente della nuova Repubblica Veneta. Funziona così, è sempre stato così. Ecco, in una forma di autonomia o indipendenza che viene comunque propugnata, che adesso sta andando avanti, vedremo dove arriviamo. Gli accordi internazionali, il discorso appunto degli stranieri, come è mai stato pensato, affrontato? Perché è sentito effettivamente, ci viene sottolineato più volte dai nostri telespettatori. Allora, sfattiamo un mito, no? Come prima si diceva i dipendenti pubblici tutti a casa, no, esisterà la Repubblica Veneta che avrà necessità di uno Stato e di una pubblica amministrazione, quindi tutte quante le persone che lavorano nella pubblica amministrazione saranno automaticamente, se lo vorranno, passate all'amministrazione della Repubblica Veneta seduta stante, anzi, poiché la Repubblica Veneta dovrà costituire anche quella parte di pubblica amministrazione che attualmente è accentrata a Roma, dovremmo costruire delle ulteriori strutture per compensare quello che non abbiamo attualmente. Quindi i dipendenti pubblici non devono avere paura. Alla stessa stregua, tutti quanti i cittadini residenti all'interno della Regione Veneto saranno considerati cittadini del nuovo Stato, della nuova Repubblica. Hanno fatto come battuta, visto che ci è arrivato un messaggio anche prima. Non fino a questo punto, perché chiaramente esiste una popolazione che abita un territorio da 3.500 anni, questa è la storia dei nostri cittadini, delle persone che abitano in Veneto, abbiamo una storia repubblicana di 1.100 anni, quindi noi non possiamo pensare che il nostro destino non sia nelle mani delle persone che abitano questi luoghi da sempre. Pur tuttavia il nostro Indipendenza Veneta non è un movimento etnonazionalista in senso razzista come qualcuno spererebbe che fossimo. Noi siamo aperti al mondo, aperti all'Europa, siamo consapevoli che l'Europa occidentale soffre anche di un calo delle nascite. Quindi in un certo senso dobbiamo anche essere consapevoli che in un certo futuro dovremo essere
come dire, un po' più multietnici di quanto non siamo stati nel passato, ma questo non significa che noi non abbiamo diritto di tutelare le nostre tradizioni, tutelare il nostro territorio, la nostra lingua, come sarà fatto molto di più di quello che è stato fatto negli anni precedenti, dove abbiamo subito un vero e proprio etnocidio culturale sotto tutti i livelli, nel senso che non è mai stata insegnata la storia veneta a scuola, non è stata tutelata a sufficienza la nostra lingua, pur essendo il nostro territorio in base alle nostre analisi condotte negli anni 70, 80 e 90, molto parlata, e in un certo senso, se andiamo a vedere, come dire, il cliché in cui i cittadini del Veneto sono inquadrati, che è un po' quello dei film di sordi degli anni 60, no? Vabbè, ma ormai è superato, dai, è un cliché superato che però pesa ancora un po' dal punto di vista, come dire, se non altro psicologico, sì, cioè noi abbiamo paura di definirci cittadini del Veneto, abbiamo paura di parlare la nostra lingua, ma in realtà siamo una delle zone d'Europa più sviluppate e possiamo farlo, possiamo dimostrare la nostra cultura senza nessun problema, insomma, cioè dobbiamo un po' uscire da certi schemi, insomma, da questi luoghi comuni. Io la cosa la vedo in forma molto più soft, no? Nel senso che nessuno oggi in un sistema integrato può svincolarsi da quelli che sono tutti i rapporti internazionali. Noi guardiamo per esempio l'export della nostra regione, è un export potentissimo, no? Quindi prima si diceva di quali possono essere le situazioni che si vanno a verificare, ebbene ci sono tutta una serie di accordi internazionali che devono rimanere in piedi, ma voglio dire dal punto di vista mio ci sono due cose che stridono molto. Una che per non dare e per noi non essere in grado di ottenere un po' più di autonomia si debba andare su dei concetti più forti. Questa è la prima cosa che un po' spiace, però credo che non sia colpa delle istituzioni dei cittadini veneti, ma è colpa a livello centrale, a livello appunto soprattutto ministeriale romano. Dall'altra parte stride anche il fatto che noi siamo in Europa, appunto, e noi abbiamo dei trattamenti molto diversi su questo tema, che poi è il tema di ascoltare la voce del cittadino. A me piacerebbe molto che addirittura, indipendentemente dall'indipendenza, anche il fatto solo di fare un ponte o di fare una strada, nel caso che costi alle tasche del cittadino, si facesse come in Svizzera, che si ascolta sempre la voce del cittadino. Ebbene, in Europa su questo tema noi abbiamo la Scozia che va in una direzione insieme con il governo inglese, che non mi sembra un paesetto qualsiasi, ma insomma la Gran Bretagna mi sembra un po' di paese con una tradizione, una storia, una cultura anche democratiche molto importanti, e dalle altre parti abbiamo avuto il caso della Cecoslovacchia consensuale, mentre invece abbiamo il caso della Catalogna, dove diventa tutto un fatto drammatico, dove diventa qualche cosa che rischia l'ordine pubblico. Sì, esatto. Ecco, ci sono queste situazioni che purtroppo stridono. Esatto. Per cui il discorso è un discorso che, ahimè, ha varie sfaccettature. Io sono per un atteggiamento molto sereno nei confronti di queste situazioni, quindi dell'ascolto soprattutto della volontà popolare, senza voler drammatizzare nulla, perché poi alla fine tutto il nostro sistema deve essere Europa. Se noi non siamo Europa, non conta nessuna Gran Bretagna, non conta nessuna Italia, non conta nemmeno la Grande Germania, perché non ce la si fa da soli contro una concorrenza che non è quella intraeuropea pericolosa. Noi siamo cittadini europei, scritto sul passaporto, anche dobbiamo capire che c'è questa Europa, che è un sovrastato che è molto importante, ci permette tantissimi vantaggi che forse non ci rendiamo conto. Il problema è la concorrenza extraeuropea, quella che viene fatta con armi molte volte sleali, poco corrette, dove non ci sono le regole che le nostre imprese invece devono sopportare, che devono subire. Sì, no? ma forse ecco, l'Italia nella fattispecie, poi che possa essere la regione Veneto, il famoso Made in è stato poco tutelato, perché in Europa si fanno interessi anche di paesi che sono più forti. L'Europa non
adesso soprattutto in questo momento, la soluzione di tutti i mali. Io dico solo un esempio: si è visto che con la politica di austerità il caso Grecia è arrivato a diventare un paese in via di sviluppo e si vuole fare utilizzare la stessa medicina per gli altri paesi, c'è qualcosa che non va. Se tu sbagli una volta, perseverare, diceva qualcuno molti anni fa, è diabolico. Quindi noi vediamo quello che sta succedendo. La Spagna solo l'anno scorso hanno perso 1 milione di giovani che se ne sono andati via dal paese. Noi l'anno scorso abbiamo perso il 15% del PIL in denaro liquido che è uscito ufficialmente, quello che si sa, dal paese, per cui la situazione è una situazione drammatica. Quindi sicuramente però se si va avanti in questa, io la chiamo molto agonia, no? E non si danno delle risposte che sono quelle, ripeto, dell'autonomia, è ovvio che si assisterà sempre di più ad una esasperazione, ma questo avviene in tempi sempre più veloci. Non è che un anno del 2007 e del 2008 equivalga a un anno del 2013-2014. Questo è importante Siamo capire. di fronte ad un effetto ormai parabola, dove il rischio non è più la linea di trend che scende, ma l'effetto parabola, e questo può portare con sé tutta una serie di problematiche che sarebbe bene risolvere subito, senza aspettare. Infatti i tempi può essere una soluzione, abbiamo visto i vari aspetti. Ovvio che non si risolve tutto, perché mi rendo conto che chi sente queste tematiche, chi ne ha già sentito parlare, per riuscire a capirle bene deve sentirle ripetere all'infinito. I nostri ospiti tante volte le hanno dette, ridette e dicono mi ripeto, ma per tante persone è la prima volta, per altre non sono comprese tutte le dinamiche. Giustamente Panto ha fatto delle osservazioni di costituire un nuovo Stato, per alcuni è da raddrizzare i capelli, perché come, in che termini, poi può essere uno Stato che alla fine diventa più bradipo di quello che è lo Stato centrale di Roma, insomma tante perplessità. Allora, il giro parte stavolta da lei proprio, in conclusione a che punto siamo arrivati, proprio per riaggiornare un po' i nostri telespettatori, e che cosa vi aspettate come salto finale? Lo dico anche come imprenditore, perché poi anche la sua veste di imprenditore, ovviamente lei ha fatto questo passaggio perché è interessato anche economicamente che succeda qualcosa, no? Gli imprenditori del Veneto, anzi gli industriali del Veneto, ormai hanno capito che questa è l'unica soluzione. Non solo, noi abbiamo ormai sentore che tutti quanti gli attori economici stanno seguendo con grande interesse la nostra proposta politica, interesse che non c'era l'anno scorso, 2 anni fa. Invece in questo momento ci stanno ascoltando con grande attenzione, perché sanno che non c'è più tempo. Noi, la realtà economica del Veneto non è che può aspettare 3-4 anni, cioè già aspettare 3-4 mesi è tantissimo. Siamo a buon punto, esiste un progetto di legge in regione attraverso il quale noi potremo fare questa consultazione popolare, chiedere ai cittadini se vogliono costituire uno Stato sovrano indipendente. Sembrava una cosa impossibile, invece è una cosa particolarmente attuale, soprattutto perché è stata condotta da una serie di pensatori, intellettuali, economisti, giuristi, persone di grande spessore che hanno elaborato un piano intelligente, fatto bene, che ha dietro alle spalle sostanza, quindi non è un salto nel vuoto, ma è qualcosa che può essere governato con una grande intelligenza e con una grande, come dire, in maniera da fare un atterraggio morbido dall'altra parte e poter condurre finalmente il Veneto al di fuori delle sabbie mobili. Ma signori, andiamo in Austria non c'è la crisi che c'è in Veneto, parliamoci chiaro. E poi non possiamo pensare di fare una macro regione alpina con la Carinzia, ma signori, ci rendiamo conto che il Veneto, la Venezia storica, ha un prodotto interno lordo che potremo entrare nei G20? Lo sappiamo questo? Non lo dice nessuno, io lo dico, e dovremmo fare i G21, perché se arrivano i veneti sarebbe, come dire, poco elegante dire l'ultimo della fila esci perché sono arrivati loro. Cosa ne dice? Lei che di un comune, di una realtà anche abbastanza difficile, può essere un'opportunità per i suoi abitanti. Tra l'altro voglio ricordare che proprio anche di questo tema se ne parlerà in un convegno, in un momento di studio a Gallio. La zona di Gaglio e dell'Altopiano è molto attenta a questa. Sabato sarà un'occasione, sabato mattina se ne parlerà nel comune di Gaglio con diversi personaggi. Gaglio è uno dei comuni del Veneto che ha fatto un ordine del giorno a favore della nostra proposta di legge regionale. Ecco, poi uno degli ultimi comuni per esempio è stato Montebelluna, che è un comune molto significativo della provincia di Treviso, quindi non piccoli comuni anche.
ma anche comuni delle grossi, varie parti del significativi. territorio, questo è rilevante. Detto questo, noi siamo arrivati al termine di questa trasmissione, ne parleremo ancora perché poi l'aggiornamento sarà a poco, quindi il 27 giugno uscirà questo parere, vedremo che cosa succederà, poi vabbè c'è il periodo dell'estate che ovviamente assopisce tutto, però poi se si dovesse andare a un referendum o meno, anche voi dovrete in qualche modo far sentire, voi di indipendenza dovete far sentire la vostra voce, perché altrimenti i nostri cittadini non saranno aggiornati, non sapranno niente, perché poi in Italia è tanto divertente la cosa che quando c'è un referendum non se ne parla minimamente, nessuno sa neanche che c'è questo referendum, a parte rarissimi casi. Potere del quorum. Esatto, potere del quorum, bravo. E questa è un'altra tristezza, vabbè. Ci sarà una grandissima campagna mediatica. Esatto. Allora, detto questo, io vi ringrazio.